Per la prima volta la Virtus Entella gioca una partita ufficiale contro la Sampdoria al Ferraris di Genova. Nella prima giornata del girone di ritorno per i biancocelesti ci sono in palio importanti punti salvezza. La squadra chiavarese è al momento fuori dalla zona play-out ma solo 2 punti di vantaggio sui blucerchiati che ne sono pienamente dentro. All'andata la squadra di Chiappella aveva vinto meritatamente per 3-1 al Sanazzari, da allora la Samp ha cambiato guida tecnica e si è leggermente ripresa e soprattutto l'Entella lontano da Chiavari ha raccolto solamente 2 punti finora. Veramente mi aspetto una Sampdoria che partirà forte, perché comunque quando ho avuto anche il piacere di vederla da vicino in quello stadio è normale che il pubblico ti dà una grossa mano, ti spinge, noi dobbiamo essere bravi a reggere questo aspetto, ma soprattutto fare la nostra partita e seguire quello che è l'aspetto tattico, l'aspetto di campo che abbiamo preparato senza farci condizionare dall'esterno, e i ragazzi sanno quello che vogliamo, quindi migliorare ulteriormente la nostra classifica. Le due squadre arrivano da risultati diversi, la Sampdoria ha perso malamente al Partenio Lombardi di Avellino per 2-1 al termine di una partita comunque equilibrata, per l'Entella il grande colpo casalingo con la vittoria per 1-0 contro il Monza, una delle 3 migliori squadre della prima metà di campionato. Non siamo soddisfatti, o meglio non dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto prima, seppur con tanti spunti positivi, e dobbiamo ancora confermarlo ora. Sappiamo che ci aspetta una partita diversa, perché è innegabile, è una partita storica per la piazza, è una storica per i ragazzi, e quindi un aspetto rilevante sul quale abbiamo lavorato in settimana è sicuramente la gestione del carico delle emozioni, perché comunque sappiamo che ci aspetterà un ambiente diverso, è una partita che ti può portare tensioni, ma noi dobbiamo essere bravi a lasciare spazio al campo, lasciare spazio anche all'aspetto tecnico, che è un altro elemento sul quale abbiamo lavorato. Sappiamo che la partita col Monza abbiamo fatto vedere buone cose, ma non ci ha soddisfatto totalmente da quello che abbiamo fatto dal punto di vista tecnico, e quindi lì sappiamo che dovrà essere un aspetto sul quale migliorare fin da venerdì. Si gioca con il calciomercato ancora aperto, negli ultimi giorni a Chiavari sono arrivati Cuppone, Turicchia, Alborghetti e Squizzato. Dal punto di vista parlo di due aspetti: il primo è la gestione, e secondo me lo stiamo gestendo insieme alla società in una maniera ottimale, perché comunque che conta il lavoro settimanale, conta la squadra, conta l'Entella, e chiunque entra per fare il meglio, quindi questo è un aspetto che mi preme sottolineare, quindi sono davvero contento di queste prime settimane di lavoro al rientro dopo le festività. Ferraris venerdì sera ci si attende anche un'ampia presenza nel settore ospiti, sia per il valore simbolico della partita, sia per la vicinanza tra le due città.